Eccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, appuntamento del martedì, TV7, Triventa, gruppo TV7, l'email per poter mandare anche, eccola qui, il Sindaco Risponde, gruppo TV7.com per mandare le email, i numeri li avete già visto, abbiamo ancora molti messaggi da espletare. Ritorno nella fiera, stavamo ragionando che verrà costruito un albergo per via delle necessità di doverlo fare nell'eventualità. Abbiamo commissionato un'indagine. Cioè, ma questo albergo, mi scusi, è opera di privati o è opera... Ovviamente non ci mettiamo a fare alberghi pubblico. No, le ho chiesto, visto che è un terreno comunale, quindi... No, sarà data l'autorizzazione, la fiera otterrà dei fee, ovviamente non ci mettiamo certamente a fare alberghi, dobbiamo essere specializzati e fra questo abbiamo commissionato uno studio per capire il livello dell'albergo, quanti posti letto e via dicendo. Penso sarà pronto lo studio tra un mese circa, poi sarà fatta la gara, affidato a terzi la costruzione dell'albergo, ma certamente non noi, non la fiera, non Padova. Deve ancora terminare sulla fiera, telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, parlo da Padova, sono Zanon Giselda, abito su una casa del comune in via Sandelli. Ha detto tutto, prego, signor Giselda. Allora, il mio problema è che sono disabile e ipovedente. Però il problema qual è? Che è da ottobre, fine di ottobre, che non vediamo la televisione. Io vedrei solo i canali sonori. Ho mandato l'email di competenza, telefonate, però non ho visto niente. Le sembra giusto da fine di ottobre 8 unità senza televisione? Ho chiamato il tecnico per vedere il disagio che abbiamo e mi ha detto che è da sostituire l'antenna. Dunque, veda lei, ho fatto il Covid, ricidiva, l'unica cosa che ho di svago è di vedere i canali sonori. Veda un po' lei, sindaco, cosa può fare? Non so più neanche dove sbattere la testa. Vuoi ripetere la via, signora? Signora, la via, per cortesia. La via, signora Giselda. Pronto? Ci può dire la via dove abita, il numero? Via Sandelli 6, interno 4. Che zona è, signora? Che zona è? Crocifisso. Zona Crocifisso, perfetto. Vicino alla casa Colori, diciamo. Perfetto, hanno preso nota sia il sindaco sia l'assistente Jessica. Grazie. Quindi vedrà che domani cercheranno di accontentarla. Grazie, gentilissimi. Domani, grazie, non domani, grazie. si informeranno domani e al più presto le daranno una mano, che non pensi magari... Perché è da un mese che cerco di attivarmi anche con i volontari della protezione, però nessuno mi dà retta, capito? Certo, non perfetto, so abbiamo chiarito, abbiamo chiarito. Grazie, arrivederla, grazie. C'erano messaggi, Denis, aiutami tu. Dipende se è una casa nostra. Direi che potete terminare l'argomento fiera. Allora, l'argomento fiera, voleva chiedere il sindaco a chi sto Jessica? No, perché verifichiamo se è una casa nostra o Attere o... Ha detto del comune. La signora ha detto del comune. Non credo, da verificato. Sì, da verificare. Nostra, però questo non vuol dire niente, ci interessiamo per il solito. Certo, se non ha detto, ho capito del comune, non so se Atero o meno, però ha detto del comune. È un po' diversa la cosa. Certo. Allora, ritorniamo alla fiera, c'è questo qui, poi cosa si farà? Che eventi ci saranno nel 2023, proprio per il motivo che è stata persa la fiera più importante di Padova e dunque per renderla viva, vivace, avete qualche iniziativa, qualche evento che lei conosce già e potrà avvenire durante quest'anno? No, non li conosco obiettivamente, non sto seguendo in maniera diretta queste cose, ma so che stanno attivando, so che stanno operando come fiera in maniera normale. Per cui manifestazione, la fiera è cambiata solo rispetto a esposizione. Una volta vi ricordo a Automoto all'epoca, per carità era una fiera importante, però serviva più spazio e non avevamo più spazio. C'era il Florma, c'erano moltissime fiere, ma sta continuando a fare fiere, e per cui non c'è assolutamente questo problema. Oltre alle fiere saranno fatte altre cose, tipo i giochi elettronici, gli sport, sarà fatto centro congressi. Veramente la fiera abbiamo una fortuna, siamo in centro a Padova. L'università? Stavo utilizzando per quanto riguarda le aule studio, per cui stavo costruendo ingegneria, per cui saranno pronti 3.000 posti per aula per quanto riguarda ingegneri. La fiera cambierà, sarà una parte di Padova, sono una grande fortuna, siamo in centro a Padova, per cui... Certo. Messaggi, 4 messaggi, andiamo Denis con il primo.
Dov'è sto posto? Sono stato recentemente a Rotterdam e Nizza, città più grandi di Padova, dove il traffico scorre fluido per la presenza massiccia di parcheggi multipiano, sopraelevati e interrati. Perché qui non si può fare? Interrati perché spesso volentieri si trovano reperti romani, reperti etruschi, basta vedere pediatria che hanno trovato le strade, è difficile fare interrato a Padova, molto difficile, perché si trovano reperti importanti o anche meno importanti, però bisogna stare molto attenti. Sopraelevato è un problema di una città che è bellissima, fare garaggi sopraelevati, c'è qualche problema. Ce ne abbiamo uno che funziona anche bene. No, ce ne sono, mi scusi, c'è uno vicino alla stazione che è sopraelevato, no? Dove? Quello vicino alla stazione, dalla parte di che via... non funziona molto bene, sì. Non funziona bene, non funziona però molto c'è sopraelevato, ce n'è uno vicino allo IOV, ce n'è uno praticamente vicino a Piazzale sono Boschetti. Pochi rispetto a quello ce ne che sono però 3. Sì, deve avere di più, obiettivamente. Uno è quello più efficiente e più efficiente di fronte a Piazzale Boschetti, molto efficiente. Certo. È un po' difficile farli. Andiamo nell'altro messaggio, Dennis. In via Dante sono stati fatti dei bruttissimi rattoppi di asfalto in mezzo ai San Pietrini. Rimarrà così la situazione o è provvisoria? Nicola da Chiesa Nuova. È solo provvisoria per sicurezza, basta. Dove c'è la strada con i San Pietrini, appena la temperatura consente, verrà fatto il ripristino con i San Pietrini, assolutamente. Solo per sicurezza. Solo per sicurezza. Andiamo a un altro messaggio, Dennis. Chiedo venia per il disturbo, ma le piastre da calcetto e basket promesse nei parchi a tema, sia nuove e in ristrutturazione, tutto come prima. Si vedranno e per quando? Grazie in anticipo, Maurizio. No, sono già finanziate, sono in corso. Abbiamo solo un problema, trovare le aziende. Le aziende sono iperoccupate, sono già finanziate dal PNRR, sono altre 16 o 17, ne hanno realizzato solo 2 o 3, adesso vado a circa, però verranno realizzate, sono già finanziate, per cui non c'è questo problema. Si tratta di trovare le aziende che facciano i lavori, c'è un'iperattività di tutte le aziende, sono occupatissime. Se qualcuno, penso anche i privati lo sanno, chiede qualche impresa edile, sono tutti impegnatissimi, per cui ci vuole un po' di più tempo del previsto. Andiamo nell'ultimo, credo, Dennis, di questa serie. Esatto, c'è qualche novità sul nostro amato Appiani? Era la mia ultima domanda, Dennis. Se lo sapevo ti dicevo di non metterla. Sì, c'è una novità. Ho visto render, vengono fatti i lavori di abbattimento della tribuna. Al posto della tribuna aveva fatto una struttura sagomata in terreno come era una volta, vengono fatti per forza, vengono fatti bagni pubblici all'interno, vengono fatti gli ascensori per i disabili, si complica sempre di più la faccenda, però è già finanziata, viene stobinato il canale, per cui per fatta pista ciclabile già è tutto finanziato. I tempi, l'assessore dico, una volta mi dico, dall'inizio, di fine i lavori sono stati mesi. Io spero inizi adesso vuol dire no, è facilissimo battere la curva. Mi scusi se sorrido, lei mi aveva dato una data, poi ovviamente l'abbiamo allungata. Adesso cosa vorrà dire? Wow. Beh, lei lo sa che l'ha voluta lei questa domanda. Febbraio-marzo. Non mi permetterei mai di insistere sulla domanda che io non volevo fare, l'ha voluta assolutamente lei, quindi qualche sassolino me lo tolgo anch'io. Febbraio-marzo cominciare a battere. Già a battere e sistemare e fare pulizia. Per settembre-ottobre? Fine lavori? Sì. Eravamo ad aprile, li proteggiamo. No, vuol dire a somminare il canale, fare pizza, vuol dire fare tutto. Bisogna che ci capiamo. La cosa più facile è buttare giù la culla, è una stupidaggine. 15 giorni. Bisogna portare il terreno, fare sagomarlo, fare i bagni, è un po' complicato rispetto a quello che si pensa, però viene fatto, è già finanziato, è già autorizzato, non c'è nessun problema. Fuori è anche bello.
Immagino che venga fuori bene, era solo la mia una questione, come sempre in Oggi al fazzoletto, come li faceva, e rifare una striscia notizia, era per i tempi, è solo esclusivamente per i tempi. E Piazzale Boschetti continua sempre in maniera normale nei tempi da rispettare? Hanno iniziato a fare i lavori, se vedete passando, un po' con calma. Abbiamo definito con la proprietà con i privati tutto l'aspetto, per cui è solo un problema di trovare adesso non tanto le risorse, perché ci sono i tempi e le aziende per lavorare e finire i lavori. Senta Sindaco, non l'ho mai chiesto, ma una volta quando veniva in trasmissione, più o meno 6-7 mesi fa, 5-6 mesi fa, potrei sbagliare anche di qualche mese, ovviamente il problema era l'arrivo del materiale, perché ovviamente i materiali erano aumentati, non si trovava il materiale. Oggi com'è la situazione in tal senso? È migliorato oppure? No, assolutamente no. In particolare i costi sono ancora altissimi. Uno dei motivi, per esempio, che non parte Leroy Merlin sta aspettando di abbassare i costi. I costi sono altissimi ancora per i materiali, acciaio, vetro, ferro, qualsiasi cosa. È un grosso problema, grosso problema. L'aumento di costi è elevatissimo. C'è una forte richiesta e di conseguenza i prezzi non si abbassano. E quindi il motivo che non è ancora nemmeno abbassando il costo del gas e di tant'altro. È abbassato adesso, ora ci sono 3 mesi per avere gli piccoli effetti. I primi effetti. Ci sono altri messaggi prima di fare altre domande? No, al momento direi che siamo anche, credo, quasi in chiusura. Ah, ok, va bene. Allora, volevo chiedere, siamo passati per via Friburgo, hanno portato via già tutto il legname che c'era, che avevano tenuto gli alberi, adesso lì dovrebbe anche lì fare ovviamente una bella montagnola, uso un termine così, per poi fare le barriere che siano molto rispettose nei confronti dell'ambiente. Sì, verrà implementato il verde, per cui verrà fatta la barriera per quanto riguarda il rispetto dei rumori, come promesso, verrà fatto in maniera tale che sia una duna verde verso le abitazioni e poi sarà implementato gli alberi. Verrà fuori una cosa, penso, positiva. Quando sarà finita saranno tutti contenti e felici, specialmente per i rumori. È chiaro che tagliare piante fa sempre male, non è bello. Ne uscirà una cosa positiva. Spesso volentieri, dopo nessuno vuole toccare mai niente, però per fare cose bisogna non ci stava la barriera, non c'era niente da fare, non ci stava. Ho verificato che personalmente non c'era soluzione. Questa è la soluzione migliore sotto tutti gli aspetti, verificato con i tecnici comunali. Poi quando si contestano queste cose bisogna sempre trovare l'alternativa. L'alternativa era non fare niente. Allora protestavano chi avevamo promesso di fare barriere, perché obiettivamente c'era il problema del treno e dei rumori relativi. E quindi è giusto, però visto da rendering è così. È perfetto il rendering. Va bene, qualcosa da dire? Ma siamo in chiusura, Sindaco? No, dico, è un momento in cui c'è un momento di prezzi, c'è un momento difficile, aumenta tutto, i tempi sono sempre più lunghi, si sta diventando, la burocrazia non cessa assolutamente, per cui è veramente complicata la faccenda, però noi siamo positivi, ho la fortuna di avere un gruppo di aiuto per quanto riguarda chi mi aiuta come sindaco, o assessori che stanno lavorando bene, dirigenti che lavorano benissimo, però sia comune che provincia. Devo dire che voglio sfatare la logica, il pubblico non lavora, ragazzi, per quanto riguarda Padova e provincia non ho dubbi che Padova e provincia stanno molto bene. Sì, va bene. Anche loro, anche in provincia abbiamo grosse risorse per quanto riguarda le scuole. Purtroppo per mettere a posto le scuole per spostare gli studenti e spesso non abbiamo la scuola vuota che può fare il veicolo, però a tutti i costi bisogna risolvere il problema perché ha possibilità di cambiare tutte le scuole medie superiori in maniera importante. Vabbè, la ringrazio Sindaco, come sempre, attendo per martedì prossimo per rispondere ai cittadini tutte le domande che vogliono fare e saluto anche i nostri telespettatori lasciando all'informazione di TV7 con iReporter alla serata dei film di TV7. Buona serata.